Buonasera, bentrovati a Corner. Come sempre a lunedì siamo qui per commentare, per raccontarvi, per diciamo che avete tutte e due già incominciato. Vabbè, abbiamo capito. Ma rivedermi con Micale l'ho capito, però fatemi un attimo dire buonasera al pubblico che ci segue da casa. Parleremo della partita di ieri, ma approfondiremo alcuni temi e poi ci occuperemo anche del presidente del Cosenza e di alcune sue dichiarazioni. Non parlava da 2 anni. Ieri ha parlato Marco ha fatto tanto rumore e poi avremo tante cose interessanti da vedere nel corso, come sempre, di Corner. Ne parleremo a questo tavolo con Angelo Patanè. Buonasera a tutti quanti. Angelo. Buonasera Alessandro Vagliasini. Buonasera a voi. Ritrovo con piacere Angelo Micale. Come esordio non c'è male, perché ovviamente essere chiamato dopo un 4-1 di questo genere, insomma, però noi ci affidiamo alla tua saggezza. Sì, nel pallottoliere questa era la partita che era uscita, quindi esattamente. di Poi c'è poco da fare. Fatemi ringraziare e salutare come sempre Max Velotto che è con noi. Buonasera a tutti. Ci spiegherà alcune cose da un punto di vista regolamentare, alcune cose di ieri che qualcuno ha capito, qualcun altro diciamo non Quello ha. che abbiamo capito in assoluto è che noi non sappiamo le regole. Questo è vero. No, la realtà vera proprio è questa. In effetti noi non sappiamo le regole, perché ci sono tante piccole cose che evidentemente, giustamente gli addetti ai lavori conoscono e dovremmo esserlo anche noi, ma mi sa che bisogna studiare. Hai 30 anni di detto esperienza. una sacrosanta verità. Permettetemi di andare dall'altra parte dello studio per salutare e dare il benvenuto alla nostra Giulia. Grazie Angelo, buonasera a tutto lo studio, buonasera a voi telespettatori. Io vi ricordo che aspetto i vostri messaggi al numero 342 771 2855. Benissimo, tanti messaggi già sono arrivati, però noi facciamo una cosa, come sempre, come da tradizione, ci concediamo qualche minuto che è dedicato alla rivisitazione della partita, il montaggio è di Angelo Pandolfo e rivediamo la partita di ieri tra Cosenza e Catania nella nostra copertina. La botta con destro, la sassata di sinistro, ha calciato fortissimo. Attenzione, perché tutti sbilanciati all'indietro, la possibilità per il Cosenza di andare al quarto gol e lo fa. Con Cristian Langella, un bagno d'umiltà per una squadra che forse è arrivata qui. Hai con detto bene. La supponenza di poter fare la capolista senza sudare. Bellissima periodo di titolo. Un altro incrocio dei pali. Arbitro proprio in questo istante dice che la partita è finita. Il Cosenza batte per la prima volta il Catania con 4 gol. Non era mai capitato. Non era mai capitato, abbiamo sentito la voce di Patanè, allora però volevo sentire per cominciare Angelo Micale, mi sembra giusto. Angelo, arriviamo a questa sconfitta dopo 3 partite in cui il Catania aveva realizzato 11 gol, non aveva mai subito gol e poi all'improvviso... Ma siamo sicuri che ieri abbia giocato il Catania? Nel senso che io mi sono chiesto che cosa può succedere in una squadra da una settimana a un'altra. Allora, la settimana scorsa questa squadra giocava aggredendo l'avversario in maniera spaventosa. Appena l'avversario aveva un pallone andavano in 3 su quel giocatore. Ieri non riuscivano ad arrivare neanche sul pallone, ma proprio assolutamente. E mi chiedo... E mi sono chiesto buona parte della notte perché. Cosa è cambiato in questa settimana a Catania? Se si riuscisse a sapere qualcosa su questi allenamenti. E fra l'altro arriva anche uno spettro importante che è lo spettro degli infortuni. Due spettri, di recenti due. Dico, ma lo spettro degli infortuni nel senso che ritorna una novena che abbiamo già ascoltato in precedenza, cioè giocatori che si infortunano tutti da un punto di vista muscolare, il che è abbastanza grave. Addirittura uno come Martic era appena entrato in campo. Quanti minuti ha fatto quest'anno in campionato? 25, forse 30. Sembrava che avesse giocato da 6 campionati consecutivi e pare che abbia avuto uno strappo, quindi un infortunio importante non meno di 2 mesi dal punto di vista muscolare. Cosa c'è che non va all'interno? È questo quello che ci dobbiamo chiedere e soprattutto riuscire a capire perché Toscano si intestardisce con alcune scelte. Io porto sempre un esempio. Lui ha provato Jimenez in quel ruolo tantissime volte e soprattutto in trasferta non gli ha mai funzionato. Perché continua a riproporcelo? Forse perché non aveva altre scelte? Questo secondo me potrebbe essere oggetto di dibattito. Beh, le scelte in teoria c'erano.
perché Martic può giocare a centrocampo, Certo. Di Tacchio ha giocato, Forse non aveva l'autonomia tutti i 90 minuti. Vabbè, puoi fare a staffetta al contrario, fai partire Parti Di con Tacchio, Di Tacchio e poi dopo. cambi. Dico, sono delle ipotesi. Sicuramente Jimenez nella partita di ieri è stato un minus perché il centrocampo è andato in tilt. Corbari, nonostante tutto, anche lui ha fatto una prestazione opaca, ma correva per tutti, quindi, E c'era solo lui. e quindi già ti manca il palleggio, ti mancano le distanze tra i reparti, a squadra vai in tilt. Io alle tue considerazioni, Angelo, che condivido in toto, vorrei vorrei fare un'aggiunta. Mi torna in mente la partita di Coppa Italia di un mese fa, Crotone-Catania, dove il Catania ha giocato più o meno la stessa partita, brutta partita. Anche lì il Crotone si è schierato con un trequartista che era Matteo Maggio, che vale Florenzi ieri, e una punta di riferimento forte come Gomez che vale Mazzocchi ieri. 4-4-1-1 il Crotone in quella partita, 4-4-1-1 il Cosenza ieri. Evidentemente gli avversari leggono e trovano le contromisure, quindi il problema a questo punto è cercare di non essere prevedibili e magari trovare anche delle nuove soluzioni tattiche. Il che mi sembra complesso alla luce del fatto che Toscano è un po' un integralista, cioè che è uno che gioca quasi sempre con lo stesso modulo, è difficile che cambi qualcosa sul corso d'opera, quindi sarà, diciamo, è abbastanza complicato, però le prestazioni sono assurde, cioè la prestazione dell'ultima partita in casa del Catania rispetto a quella di ieri, da un punto di vista puramente atletico, proprio non c'è neanche il più lontano paragone. Angelo, scusami. Angelo, perdono, scusami, solo una pillola. Il senso di quello che ho detto poc'anzi è che comunque di fronte a due avversarie di livello più alto, Crotone in Coppa Italia, Cosenza in campionato, la squadra non ha dato le stesse risposte in prestazioni contro squadre di livello più basso, quindi dobbiamo capire bene qual è la tara del valore di questa squadra. Io non voglio smentire quello che fino alla settimana scorsa da questa posizione ci siamo detti. Ritengo ancora oggi che il Catania abbia una squadra che ovviamente con alcuni rinforzi che giocoforza arriveranno dal mercato di riparazione o probabilmente dal mercato degli svincolati, è una squadra che ha la capacità, ha una batteria di trequartisti che non conosce rivali, ha sulla carta degli attaccanti che sono in grado di poter spaccare le partite e ha anche una impermeabilità difensiva che ha dimostrato nelle precedenti 3 partite. È vero che gli avversari erano di un livello sicuramente inferiore al standard, ma rimane una certa permeabilità, rimangono 2 parate di Dini fondamentali nelle precedenti 2 apparizioni, cosa che non succede neanche ieri. Allora quello di ieri è un campanello allarme nell'ottica di chi deve vedere questa squadra con un Caturano del quale non si conoscono praticamente le patologie, non si conoscono i tempi di recupero. È un Caturano che è arrivato, ricordiamolo, nelle ultime ore prima del gong, alla fine di questo calciomercato, ma era arrivato in condizioni da poter giocare una partita di calcio, tant'è vero che prima di transitare a Catania entra negli ultimi il gol vittoria a Giuliano col Potenza 10 minuti prima della partita, fa il gol, quindi non è arriva un giocatore integro. Arriviamo alla partita col Cosenza e ancora non conosciamo né la problematica, non reputo che sia una contrattura come viene detto da più parti, non ho strumenti per poterlo dire, ma ho il chiaro sospetto che non si tratti di contrattura. Non ho letto ovviamente il cartellino medico, non ho letto la diagnosi con certezza, ma non sembrerebbe francamente una semplice contrattura. Ieri un giocatore entra in campo, fa 20 minuti di partita e si strappa. E Aloi? Aspetta, è un giocatore che invece durante la rifinitura ha un problema muscolare, perché sicuramente non è un problema traumatico. No, è un problema al flessore. D'accordo, ma durante la rifinitura, Angelo, ti può capitare, no? Uno scontro con un compagno o qualcosa, no? Invece lì, e quando un fatto del genere ti arriva
nel momento della rifinitura è evidente che qualcosa comincia a destare un campanello d'allarme. Diciamo che c'è un carico? Potrebbe essere un carico? Ma io, la metto così, attenzione, la mia è una riflessione. È una chiave di lettura. tutti i problemi, Un carico di lavoro, ecco, tutti i questo problemi dicevo. muscolari nascono ovviamente da un carico di lavoro. Io non penso che valga appieno la vicenda, la favoletta, perché io cambio campo di calcio, se mi alleno sul sintetico, poi vado al cibalino, poi vado lì, mi faccio male. Sono carichi di lavoro. Toscano è uno che carica abbastanza, però come non mi sono esaltato per le 3 vittorie, adesso Non ti deprimi. la sberla è forte e violenta. Sono tra quelli che dico era meglio che non arrivasse, perché quando arrivano sberle così. Però su Toscano devo dire che la partita l'ha proprio preparata male, Allora, perché un allenatore ci che torniamo. dice ho visto la squadra sgonfia sta recitando un chiaro mea culpa su come ha preparato la partita. Abbiamo un minuto prima del break, vado da Giulia, un po' di messaggi che fra poco vedremo anche girare, se possiamo, ovviamente lo chiedo anche alla regia. Maurizio da Niscè mi scrive: buonasera corner, ciao Giulia, partita da dimenticare, una brutta prestazione, stadio vuoto, calciatori del Catania che sembravano depressi, chapeau a Lunetta, un ragazzo che sicuramente farà strada, comunque andiamo avanti verso la Serie B. Buonasera da Pippo, da Fiumefreddo di Sicilia, domanda per il dottore Vagliasindi, non crede che manca qualcosa a centrocampo e spostare Jimenez è una mina vagante? Su quest'ultimo tema abbiamo risposto che sì. manchi qualcosa a centrocampo, mancava Quaini che ha finito di scontare la squalifica e Di Tacchio che è rientrato a Cosenza, quindi vediamo il reparto nel suo insieme e cerchiamo di capire cosa ha Aloi, perché chiaramente se venisse a mancare Aloi per più partite il ragionamento del telespettatore sarebbe Alessandro, plausibile. però dobbiamo anche dire che il Catania fortunatamente recupera un giocatore che fino ad oggi non c'è Quaini. stato nel reparto di Chiaro. mezzo, che è Quaini. Che Sì, però le caratteristiche di Aloi non ce sono le ha diverse, nessuno in quella però è un batteria di giocatore che centrocampisti. può giocare in mezzo al campo, questo sicuramente da un punto di vista numerico. Bisogna capire se ragioniamo in termini di vittorie di campionato e allora va benissimo. Angelo, ma è ancora Cioè, presto parlare alla no, quarta giornata di vittorie no. di campionato, Se quando una il squadra ha 9 progetto- punti in questo momento è Angelo, prima in classifica. Angelo, Possiamo se- vedere la grafica della classifica nel Se frattempo? il progetto di questa squadra, di questa società dichiarato è provare a vincere il campionato da capolista, è evidente che questi campanelli d'allarme devono trovare un rimedio Sicuramente. rapido, immediato. Quaini è un eccellente giocatore, non è però il giocatore che ti fa fare il salto di categoria. Di Tacchio probabilmente lo è. Quaini è un ragazzo che puoi adottare e puoi adoperare in tante fasi e parti del terreno di gioco, ma non è quel giocatore che ti fa fare il salto di categoria. È un eccellente operaio specializzato, con 100 E specializzazioni. guarda che in Serie C servono tanti operai specializzati. Giulia, Andrea, tornando- perdonami sì. perché sulla classifica una velocissima considerazione. Sì. Guardate che il Trapani sarebbe primo 10 senza la punti. penalizzazione. 10 punti. Quindi il Catania Ricordiamo che la capolista Salernitana non deve è recuperare una partita. appunto. Deve recuperare una partita. Ok, Bene, chiaro. allora siamo tutti d'accordo che facciamo una pausa. Giulia, riprendo da te dopo, Ok. dopo la pausa. Appena un minuto restate lì con Corner. È stata una pausa velocissima, siamo di nuovo in diretta con Corner, andiamo da Giulia, dai. Buonasera a tutti in studio, torna l'ombra degli infortunati, un problema che ci perseguita. Rolfini ancora non disponibile, Caturano un mistero, ora pure Martic, Di Tacchio appena rientrato. Anno nuovo, specchio di quello precedente? Mi auguro di no, perché la città merita di tornare laddove merita, in Serie A. Buonasera, qualcuno in studio sa spiegare cosa intendeva dire Toscano dicendo che a Cosenza avrebbero trovato un clima molto complicato quando invece si è giocato davanti a spalti deserti? Allora, clima di potenza, poi ci ricollegheremo poi a questa Adesso lo facciamo subito, con dai. l'intervista che Certo. ha realizzato Marco Carli. l'eccellente Marco col presidente del Cosenza. Cosenza ha una storia penso unica nel panorama calcistico italiano, perché un presidente a un certo punto, perché è in rotta di collisione con la tifoseria, è in rotta di collisione con la stampa, è in rotta di collisione con tutti, Anche con se stesso. chiude le curve, cioè un presidente che senza un provvedimento di chiusura delle curve si priva del settore pulsante della tifoseria,
di una città, e questo ovviamente è un segnale forte, chiaro. Penso che sia un unicum, Angelo, io mi rivolgo a te. Questi tipi di presidenti così, Ma che chiudono le curve, tutte e due le curve, cioè le chiudono, gli dico guardatevi il calcio, fuori vi metto un mega screen se non volete entrare. Tant'è vero che i ragazzi di Cosenza stavano fuori dallo stadio, c'erano le bandiere, c'erano i cori ai ragazzi, dentro lo stadio c'era un mortorio. Allora, visto che tu Ma dici queste quale cose, difficoltà? prima di sentire, prepariamo l'intervista al presidente del Cosenza. Allora, ieri sera, subito dopo la partita, esattamente alle 16:55 nel pomeriggio, la partita stava per chiudersi, abbiamo ricevuto una nota dell'associazione Cosenza nel Cuore, una associazione di tifosi del Cosenza a firma dell'avvocato Antonello Aprile, che è il presidente di questa associazione. Ci scrive Spettabile Telecolor: le dichiarazioni di oggi del presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, riguardo allo stadio vuoto sono gravissime, sfidano per l'ennesima volta un'intera tifoseria che ormai è dallo scorso anno che non entra più allo stadio, non certo per andare al mare, perché il presidente dice che i tifosi non entrano allo stadio per andare al mare. Allora lo risentiamo un attimino, poi magari facciamo delle considerazioni anche con Max. Sentiamo il presidente del Cosenza. Il progetto è quello di risalire, ovviamente per risalire dobbiamo adattarci ora alla Lega Pro, cosa che stiamo facendo, siamo partiti molto bene. Noi abbiamo una provincia molto estesa, una provincia di 800.000 abitanti, ragion per cui oggi presumo che in base a questo sole si preferisce magari godersi ancora il mare. Ovviamente è un campionato, noi lo conosciamo, abbastanza tosto, è ovvio che noi insomma ce la metteremo tutti, però visto che sia il mister e sia la squadra si sono calati subito nella nuova realtà, perché per noi questo era importante, perché sa, quando c'è una retrocessione insomma i contraccolpi possono essere abbastanza complicati. Ma io l'ho detto in più occasioni e lo ripeto, io sono disponibile assolutamente a mettermi da parte, un po' perché sono oltre 14 anni che sono nel calcio, però le varie interlocuzioni che abbiamo avuto purtroppo non ci hanno dato quella prospettiva che era quella in cui poi non è tanto vendere la squadra, ma trovare, diciamo, soggetti come il Catania in effetti ha fatto, che possono garantire un futuro importante. Allora, il presidente ha detto che i tifosi, anziché entrare allo stadio, vanno al mare. Ha detto anche che però fino a questo momento non ci sono stati degli interlocutori. E ha detto che Boucher è uno degli allenatori che ha maggiore visione di gioco e maggiore capacità di preparare le partite di questo campionato, e in realtà lo ha dimostrato Boucher. Boucher ha detto nella conferenza prepartita: da quando ho iniziato ad allenare questi ragazzi, la prima cosa, la più importante che ho dovuto fare è isolarli da tutto quello che accade, perché oggi avete visto il presidente sorridente, allegro, ma lì c'è una situazione. Io mercoledì ho dovuto fare un collegamento con i colleghi di Cosenza, ma la situazione è davvero borderline, dove tutti accusano di tutto e di qualunque altra cosa. Però dice, io ho dovuto isolare i ragazzi e sono assolutamente convinto che chi è rimasto, chi è voluto andare è andato, ma chi è rimasto ha sposato un progetto e metteremo in pratica tutto perché questo progetto prosegua. E ieri l'ha dimostrato. Ieri il Cosenza... Vorrei sentire Max, che insomma di calcio ne ha visto tantissimo, a tutte le latitudini. Sì, in merito a questo fatto c'è un dato oggettivo che è insindacabile: uno stadio vuoto, privo di tifoseria, quindi è già una condizione fondamentale. La tifoseria per me è parte integrante di una partita di calcio. La presenza che abbiamo noi allo stadio Massimino testimonia quanto sia importante la componente tifoseria, e i tifosi vanno ascoltati, i tifosi vanno sentiti, perché comunque sono il termometro di quello che gira intorno ad una società. Al di là di tante parole diplomatiche che poteva utilizzare il presidente, secondo me ha utilizzato tutti dei discorsi che ieri, proprio quando eravamo in diretta a stadio, l'abbiamo commentate, e sinceramente lasciano un po' perplessi a chi ascolta, soprattutto per chi è di fede cosentina, sentire un presidente che dice lo stadio è vuoto perché le persone vanno al mare.
sinceramente per qualcuno che è tifoso della propria squadra da 30, 40, 50 anni, che magari fa l'abbonamento e spende, fa sacrifici per fare un abbonamento alla propria squadra, sentirsi dire una cosa del genere e non captare o far finta di non captare determinati dissensi, sinceramente è un pochettino riduttivo. Anche perché, Max, i tifosi non stavano fuori, non erano mica andati a mare, erano dietro la curva, fuori dallo stadio. Vabbè, ma le dichiarazioni del Presidente, io non voglio entrare nello specifico ben preciso, però hanno lasciato molto a desiderare, perché ha utilizzato delle frasi al di là del mare, ha nominato un'altra emittente televisiva di andarsi a vedere lo share di un'altra emittente per far capire che nella provincia di 800.000 abitanti di Cosenza molti sono collegati con un'altra emittente, mentre era un'emittente che faceva un'intervista, quindi lasciamo stare, è stato di basso profilo sinceramente. Ti faccio una domanda invece diversa, e di Luongo cosa mi dici? Visto che del Vabbè, un attimo Presidente ci arriviamo, no, dammi subito un voto. ci arriviamo un attimo. Volevo dire che l'intervista integrale del Presidente del Cosenza la potete rivedere, sentire, ascoltare quando volete sul nostro sito siciliaweb.it. Allora, Moviola e entriamo nel tema dell'arbitro anche. Partiamo dall'arbitro, dai, sì. Però diamo il voto prima di vedere gli episodi, Angelo. L'uomo di Frattamaggiore. Dammi una tua valutazione. No, secondo me prestazione nel complesso sufficiente, è stato nei momenti topici della gara, è stato molto reattivo, è stato concentrato, è stato lucido, ha preso provvedimenti secondo me corretti, a parte uno che poi andremo a vedere. Ci sono due episodi molto particolari dal regolamento che analizzeremo proprio per far capire anche a chi ci ascolta, a chi ci ha seguito ieri in diretta televisiva, l'interpretazione corretta dell'arbitro in entrambi gli episodi. Io, se mi permetti, vorrei fare un piccolo cappello a questo discorso. La FVS sta mettendo, caro Angelo, a nudo un po' quello che diceva il nostro amico Angelo sulla conoscenza del regolamento. Io quando mi sono trovato a parlare con squadre, perché io quando ho fatto la mia attività arbitrale comunque andavo a fare anche dei colloqui con le società, parlavo con le società, ma anche con il ruolo che ho svolto stesso nel Catania Football Club, dove comunque facevo l'istruttore al settore giovanile e insegnavo regolamento, ed era uno degli obiettivi principali da raggiungere, al di là di quella che fosse la mia figura all'interno della panchina del Catania. Ci rendiamo conto che c'è una disconoscenza assurda del regolamento del gioco del calcio. Vi dico soltanto che ieri a Renate è successo un episodio dove la panchina ha chiesto l'intervento dell'FVS perché voleva che fosse annullato un gol segnato con partenza dell'azione da calcio d'angolo per fuorigioco. Cioè, vedere queste cose qua, sentire queste cose qua a livello professionistico. Allora l'invito che faccio io a tutti gli addetti ai lavori, che siano dirigenti, allenatori, giocatori, giornalisti, ma anche gli arbitri stessi si devono mettere in discussione, perché anche oggi, dopo 35 anni che ho fatto il corso d'arbitro, ho sempre qualche dubbio prima di esprimermi su un parere. L'invito che faccio è quello di rendersi conto che per partecipare ad un gioco, per praticare uno sport, bisogna conoscerne le regole, ma le regole, quelle che sono scritte nel regolamento del gioco del calcio, che poi vengono adattate, ci sono interpretazioni e quant'altro, però il regolamento del gioco del calcio è fatto di 17 regole, ognuna delle quali è ricca di sfaccettature, è ricca di interpretazioni e c'è molta soggettività, però su determinate situazioni il regolamento è quello ed è quello che va applicato. Quindi l'invito che faccio è che prima di esprimere qualsiasi tipo di giudizio o parere in merito ad un episodio, mi vedrei bene di parlare e dire determinate cose, perché si incorrerebbe in rischi un pochettino antipatici. Allora, che facciamo? Vediamo questi episodi. Episodio, cominciamo questi episodi e li vediamo. Un errore che ha commesso Luongo. Allora, l'episodio partiamo dal primo Moviola episodio. numero 1. Sì, il numero 1 è la prima ammonizione di Dametto,
secondo me io in presa diretta, perché facciamo vedere questo episodio? Facciamo vedere questo episodio perché D'Ametto, il numero 26 del Cosenza, commetterà poi il fatidico fallo su Di Tacchio in occasione su Corbari, nell'azione del gol di Lunetta. di Lunetta su Corbari. Su Corbari commette fallo e quindi c'è stata poi la richiesta da parte del Catania dell'espulsione per doppia ammonizione. Io partirei da questo perché secondo me questa è una ammonizione completamente errata. Questa è una ammonizione che non esiste. L'arbitro ha una percezione dal campo come se il giocatore avesse alzato il piede, avesse colpito la faccia del giocatore. In realtà è il pallone, il giocatore interviene in maniera pulita da dietro. Poi possiamo giudicare, Angelo, l'intervento da dietro, ma non è imprudente, quindi non è da ammonizione. L'intervento è netto sul pallone, il pallone sbatte sulla faccia di Cicerelli che cade per terra, si mette le mani al volto e l'arbitro nella corsa cerca di intuire quello che realmente è successo, vede le mani al volto, dice qualcosa è accaduto e ammonisco. Questa è un'ammonizione secondo me completamente errata. Va bene, fossi stato io l'osservatore dell'arbitro gliel'avrei contestata. Perché? Perché poi ti può mettere in difficoltà, perché ogni ammonizione, l'insegnamento che ci viene dato alla mezz'ora un difensore centrale gioca con un peso, soprattutto a certi livelli l'insegnamento che ci viene dato è proprio quello di dare peso giusto alla prima ammonizione, perché se lo stesso giocatore commette un fallo 10 secondi dopo e ha tutto il diritto di ricevere un'ammonizione, l'arbitro la deve fare e lo deve allontanare. Se te sbagli la prima ammonizione te la porti dietro, va bene, e diventa un refuso che il tuo cervello lo blocca, e se c'è un fallo ancora più grave non lo fa perché si porta dietro quella scoria di quell'ammonizione che l'arbitro si rende conto di aver sbagliato, e questo qua è un'ammonizione completamente errata e inesistente. Andiamo al numero 2, episodio numero 2, è il gol del Cosenza che insomma sulle prime ci ha lasciato. Prima che partono le immagini inviterei il pubblico, i telespettatori e a tutti quanti noi in studio a guardare la posizione dell'assistente in occasione del rinvio dall'interno della porta di Di Gennaro. Mi sembra E questo è il motivo per l'errore, perché non è stato convalidato la rete. è proprio Ora qua c'è un'immagine stretta, ma se riguardiamo a campo largo, adesso ci torniamo. l'assistente in quella situazione lì doveva essere perfettamente allineato con la linea di porta, ok? Perché tutti i giocatori, soprattutto il penultimo difensore, è all'interno della porta, quindi l'inerzia ti porta ad avvicinarti il più possibile alla linea di porta, proprio perché deve prevedere e prevenire quel tipo di pericolo del gol non gol, e la posizione dell'assistente in questa situazione qua è infelice, perché se fosse stato perfettamente allineato con la linea di porta avrebbe questa immagine qui. Eccola qua, guardate questa immagine, voi seguite il movimento dell'assistente, vi renderete conto della genesi dell'errore e del perché non è stato convalidato la rete direttamente dal campo. Sì, perché lui non va a fondo campo, non ci Lui va si mai, ferma ora, si ferma lì. si ferma. Lui in questo momento qua deve andare sulla linea di porta, e se fosse stata sulla linea di porta, aguzzando la vista, avrebbe sicuramente visto il piede sinistro all'interno, perché Di Gennaro è completamente all'interno, al di là della linea di porta, sì. E stiamo parlando di 70-80 centimetri che non puoi non vedere. Quindi questa è la genesi dell'errore, che porta poi al Cosenza a chiedere l'FVS. Gol che praticamente viene convalidato in virtù della revisione dell'immagine. Stiamo vedendo l'immagine molto di una circostanza anomala in Serie C. Ieri, proprio perché la partita era importante, il campo di Cosenza comunque è un campo strutturato, raramente vengono inserite anche le due camere retroporta. Ribadisco, Angelo, il passaggio che c'è nel protocollo della FVS, dove è esplicitamente scritto che le immagini vengono riviste, ok? Se c'è un'immagine in base alla strumentazione disponibile che chiarisce e che evidenzia il chiaro ed evidente errore, l'arbitro cambierà decisione e prenderà quella giusta. Se in questo caso qua non ci fosse stata una retro e il pallone fosse stato impallato e avessimo avuto soltanto la telecamera centrale, la centrale dall'alto, anche stringendo l'immagine, e l'arbitro non poteva vedere che il pallone aveva completamente, perché ricordiamoci deve completamente oltrepassare la linea di porta, e non aveva il dato oggettivo, l'arbitro poteva rimanere della sua decisione.
Ok. Siamo al prossimo Andiamo episodio. alla ammonizione a Jimenez, siamo a inizio secondo tempo, episodio Moviola numero 3, perché qui il Cosenza si è giocato la card sperando che l'arbitro giudicasse condotta violenta la giocata, l'intervento di Jimenez, Fallo grave di gioco. fallo grave di gioco per un'eventuale espulsione. Perché ricordati bene, Ale, una cosa è la condotta violenta, una cosa è il fallo grave di gioco. Ok, fallo grave di gioco che in questo caso perché non c'è, Max? Allora, in questo caso qua, allora, io giustifico anche l'atteggiamento della panchina del Cosenza, perché essendo proprio là davanti, in prossimità di dove avviene il fatto, la tipologia di entrata può portarti a fare una richiesta per verificare con attenzione l'intero accaduto. Perché non c'è? Spieghiamo perché non c'è ammonizione, non c'è espulsione. Non c'è espulsione ed è corretta l'ammonizione perché questo qua in gergo tecnico è un pestone, detto in inglese è uno step on foot. Se ne vedono tanti anche in Serie A, Serie B, va bene, ed è proprio codificato come giallo. Non è catalogato come fallo grave di gioco perché la pianta del piede di Jimenez va a schiacciare il piede, i tacchetti non sono esposti, il punto di contatto è la pianta del piede dell'avversario e non è sopra il malleolo, quindi non parliamo di tibia. Se questo tipo di intervento fosse stato all'altezza della tibia, allora avremmo parlato di espulsione. Allora, abbiamo l'ultimo episodio da vedere e su questo praticamente... Era quello sul quale si interrogava Toscano a fine partita, era quello che aveva... Sì, ci sono due momenti, il primo è il fallo subito dal giocatore del Catania a Corbari, l'altro è invece fuori gioco, non fuori gioco. Cerchiamo di fare chiarezza Lunetta. su tutti e due questi temi. Max? Sì, allora, anche dallo studio, appena abbiamo visto l'azione... Dametto su Corbari, Dametto che è lo stesso, dell'ammonizione che abbiamo visto nel primo episodio. Subito è nato il dubbio se l'arbitro in questa circostanza poteva prendere il secondo provvedimento di ammonizione e allontanare il giocatore. Allora, innanzitutto facciamo una considerazione dal punto di vista tecnico. Allora, bene l'arbitro a concedere, ad intuire lo sviluppo del gioco, quindi capisce che l'azione può avere uno sviluppo concreto e lascia correre nonostante ci sia un fallo netto diciamo sulla tre quarti, ok? Questo placcaggio, questa trattenuta, questo placcaggio. Dobbiamo analizzare la discriminante che porta l'arbitro a non fare il secondo giallo è perché in questa circostanza non stiamo parlando di un fallo imprudente, ma stiamo parlando di un fallo negligente. Il regolamento fa differenza fra fallo negligente e fallo imprudente. Quando si parla di fallo negligente, in questo caso qua è un giocatore che commette un fallo senza, diciamo così, con mancanza di attenzione della tipologia di fallo che sta facendo. La discriminante con il fallo negligente è che il negligente è quando un giocatore compie un fallo non curante del pericolo che può correre a livello fisico l'avversario. Faccio un esempio: se in questa circostanza qua, invece di provare ad interrompere il gioco con un placcaggio o con una trattenuta, avesse fatto una scivolata e avesse preso tipo l'intervento di Jimenez che abbiamo visto prima, o avesse contrastato il giocatore con un braccio alto mettendogli la mano nel volto, l'arbitro avrebbe potuto far continuare, far segnare la rete, prendere il secondo provvedimento di ammonizione, perché si punisce la condotta, va bene, si punisce il fallo, la condotta e non il fine, perché questo tipo di fallo è riconducibile soltanto ad una SPA, una stopping promise attacking, cioè interrompere un'importante azione di gioco, cosa che non accade perché l'azione prosegue, quindi quel fallo alla fine non ha avuto il suo effetto e quindi non era corretto ammonire. Caso contrario, se avesse fatto invece un fallo negligente, l'arbitro lo doveva espellere dopo la segnatura della rete. Ma era in fuorigioco Lunetta? Questo, il dubbio rimane. Ma non abbiamo la telecamera ai 16 metri. Però, dalla telecamera tecnica però siccome ogni gol viene rivisto, c'è stata comunque la revisione da parte a meno che degli ufficiali di gara avesse un'immagine che noi non abbiamo visto, però dalle immagini della produzione. No, guarda, io ti dico per certo che questo gol è regolarissimo.
Te lo dico per certo perché per dinamica di azione... Aspetta, vediamo se Angelo Angelo riesce a blocchiamo, fermare. No, è Eccolo buonissimo, qui. è buonissimo, Buono. è buonissimo. È È buono, buonissimo. Ale, l'abbiamo visto anche in presa diretta. Al Cibalino, scusami, al Massimino ci aiutano le righe del campo, qua un po' meno perché non si Ma capisce. i piedi è dei due maculato giocatori questo li campo. avete allineati? I piedi di Questo è Lunetta e del Però ci può essere difensore? una Sì, spalla più però avanti. Alessandro non dobbiamo Io non in questo, sono così sicuro. Ma Alessandro, guarda che l'assistente, Alessandro, questa diciamo immagine Non ti dice quando no. te convalidi una rete, un quarto ufficiale che sta verificando la regolarità della rete è nelle condizioni di certificare che è fuori gioco? No. Quindi dobbiamo No, però torniamo al discorso che attenerci. facevi prima tu, se non c'è l'immagine chiara non puoi revocare la decisione del campo che era gol convalidato. Infatti è gol Quindi- convalidato, infatti lui non è in grado di dico tornare al indietro. contrario, cioè la revisione poteva esserci solo se ci fosse stata un'immagine nitida che ok. dimostrava oppure anche il da fo- questa immagine ok. che fosse stato un metro Ma avanti. questa non è un'immagine nitida, a meno che la Alessandro. squadra arbitrale, ripeto, altre- avesse Ricordiamoci, altre immagini. ricordiamoci che il difensore fa la linea alla spalla, non i piedi. Aveva praticamente La spalla del difensore fa la linea, la Interna. perpendicolare che traccia il tecnico Non è il del piede. VAR quando parte, se è più avanti, parte dalla spalla perché è l'ultima parte più estrema che può tenere in gioco Sì, ma dico, l'avversario. l'inquadratura non ci regala alcuna No, certezza. non ci regala, ma non ci regala nessuna certezza però. Eh. Quindi convalida la Convalidata. rete. Quindi si Allora, convalida la rete. Se l'assistente avesse appunto, alzato, appunto. faccio un esempio, È quello che se dicevo l'assistente poc'anzi, avesse annullato per fuori Era gioco gol l'immagine annullato. residua è questa, saremmo rimasti con la decisione del campo. Questo intendevo dire prima. Allora, ok. ci fermiamo perché abbiamo esaurito quelle che sono le immagini da Moviola, abbiamo altre immagini poi sulla partita da analizzare. Intanto una breve sosta, poi torniamo da Giulia perché abbiamo sono trascurato tante, e stiamo tante trascurando domande. i nostri amici da casa. Sì. Un breve passaggio da Giulia e poi vorrei tornare su Angelo Micale. Due domande per il nostro Micala, appunto. Come vede la partita contro il Sorrento e gli aspetti positivi di questa brutta sconfitta a Cosenza? Te lo chiede un abbonato di Tribuna B. Non capisco quali possono essere gli aspetti positivi di questa partita. Mi sto sforzando per cercare di trovare degli aspetti positivi. Non credo che ci siano aspetti positivi in questa partita. La partita con il Sorrento è una partita, come tutte le partite di Lega Pro, delicata, però il Sorrento non è una grandissima squadra. Io per esempio avevo visto, a proposito di prima parlavamo di Boucher, avevo visto la partita contro il Crotone del Cosenza e lì avevo intuito che per il Catania sarebbe stato un problemino affrontare quella squadra, perché è una squadra che tatticamente insomma crea grossi problemi. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, io non credo che siano aspetti positivi. Qua quello che c'è da capire, ed è veramente in maniera immediata, se c'è qualcosa negli allenamenti che non va bene, se c'è qualcosa che evidentemente dà fastidio a certi tipi di giocatori che probabilmente non sono adatti, non lo so, magari ad avere per esempio, faccio l'esempio, Zeman era uno che torturava in pratica i propri giocatori, che ne faceva soprattutto dal punto di vista atletico la parte fondamentale della preparazione, a parte poi quello tattico che Zeman aveva un suo modo particolare di Ma giocare. l'età media delle squadre di Zeman Era molto abbastanza bassa. basso. Il E problema quindi- è che, infatti, il problema sta se tu hai un giocatore di 35 anni e gli dai dei carichi di un certo tipo, può darsi che quel giocatore non digerisca quel tipo di Assolutamente. preparazione. I muscoli di quel Io giocatore dico può soprattutto. darsi, ma attenzione, qui parliamo per ipotesi, perché nessuno di noi ha partecipato a questi allenamenti e nessuno di noi ha l'idea se effettivamente è così oppure no, però è sommamente strano, enormemente strano che il Catania la partita precedente da un punto di vista atletico, ripeto, giocava in maniera feroce, diciamo dava veramente il massimo. Ieri c'erano i giocatori che sembrava che avessero avuto un indigesto prima di entrare in campo. Un po' come Patanè oggi, fuori forma, diciamo. No, perché così. vuol dire, cioè, Gli è arrivata la stessa partita di Bracione. se voi vedevate per esempio la velocità di alcuni difensori del Catania era veramente preoccupante, sembrava che avessero un freno a mano tirato, cioè viaggiavano a delle velocità totalmente diverse rispetto agli avversari, quindi qualcosa che non quadra c'è, evidentemente deve essere successo qualcosa. Deve essere successo pure perché ci sono scelte che dalla panchina un allenatore ha il diritto di fare, e come ha il diritto di fare indovinandole, ha il diritto di fare sbagliandole. Sicuramente. Perché A nessuno gli darà un premio se sbaglia, però. due giocatori che secondo me hanno dimostrato di poter iniziare la partita di ieri
e ieri ne parlavamo con Carlo Breve nel ritorno da questa lunga trasferta, è che Toscano per una volta smentisce quello che è il suo credo, cioè metto in campo i giocatori che stanno meglio, indipendentemente da tutto. E ieri non accade questo, perché Lunetta entra in campo e strappa la partita. Allora, se vogliamo proprio entrare nel merito, e dobbiamo entrare le sostituzioni tra il primo e il secondo tempo esatto. sono quanto di più strano possibile e immaginabile, perché mi sarei aspettato che in quel momento entrasse per esempio Lunetta, Esatto, Lunetta. e non Stoppa, perché Che- mi sembrava un fatto anche normale da questo punto. Vogliamo Però- ricordare i primi due cambi? A inizio secondo tempo entrano Martic per Di Sì. Gennaro, che era ammonito, Sì. e Stoppa per D'Ausilio. Martic, Questi sono i primi due cambi. Martic entra in campo sostenuto da Scusi tutti. Angelo, Lunetta entra in campo Dopo. al 21esimo del dopo, secondo entra tempo dopo. insieme a Di Tacchio. Ora, non so lo sapesse E Martic. quello più dal punto di vista atletico che sembra più in forma è proprio Lunetta, se ci fate caso, che corre per 2 o 3 persone paragonato agli altri. I nostri difensori ieri erano assolutamente piantati in campo. Quindi non è vero che non hai nella disponibilità dei giocatori in grado con i quali puoi cominciare la partita, Angelo. Sì, No, sì, perché se non attraversiamo questo argomento facciamo finta che la partita di ieri poi sia stata soltanto un caso di fatalità. Ripeto, l'errore del tecnico, dell'allenatore, del giornalista, dell'arbitro ci può stare. Il problema è comprendere l'errore, anche perché ci siamo trovati ieri di fronte a due credi completamente diversi, tra Boucher, che è una specie di istrione, uno che dice io faccio giocare la squadra con gli uomini che ho, io non ho un sistema di gioco, io ho giocato a 4, ho giocato a 3, l'anno scorso è vero, ho giocato a 3 in difesa, ma perché il materiale umano che avevo era un materiale... Questa non è la caratteristica di Toscano. E che non è la caratteristica. E allora Toscano gioca e ritorna però a riproporre, e vorremmo comprendere perché, un centrocampo dove lì in mezzo mette un Jimenez, che è un giocatore che, lo abbiamo sottolineato più volte, lì è davvero consegnare un uomo agli avversari, soprattutto in un campo così difficile, avendo di contro Di Tacchio col quale puoi cominciare la Posso partita. dirti una cosa? Hai Lunetta, ho finito, Sì. hai Lunetta, evidentemente su Matic c'è il timore da parte della squadra che qualcosa possa accadere, perché nel momento in cui il ragazzo comincia a riscaldarsi e prima di entrare in campo, voi non l'avete visto perché le immagini non raccontano quelle che arrivano in TV, non raccontano questi aspetti, tutti i compagni di squadra lo abbracciano, gli danno il 5, gli dicono vai, stai tranquillo, provano a dargli la carica, che è un fatto inusuale se lo valutiamo nell'ottica di un momento topico della Tra partita. l'altro è uno che ha fatto i preliminari di Champions League in carriera, Esatto. cioè non è il pivellino tutti dell'ultimo... tutti a dire il fatto che poi sia arrivato quel tipo di infortunio, chissà in che condizioni va in campo ieri Martic. Ora sono tutte Ma non è situazioni. che prima ha fatto le 1000 fatiche di Ercole prima di entrare in campo, no? Ha giocato No. sì e no 20 minuti tutto il campionato. Il problema riguarda, chissà, ma poiché l'allenatore è lo stesso, i carichi di lavoro dei quali ci siamo occupati la scorsa stagione. Riteniamo che non ci sia niente di tutto ciò, ma probabilmente adesso le coincidenze cominciano Sono degli indizi. No, ma anche perché Angelo, perdonami, mi pare che l'anno scorso a un certo punto nel periodo diciamo più critico di infortuni si mise a punto un protocollo Che tra era? staff tecnico e staff sanitario. Spieghiamolo, perché la gente a casa non lo sa. Il protocollo prevedeva che staff tecnico, preparatore atletico e staff sanitario dovessero comunicare tra di loro. Non è pensabile, e nessuno lo fa, ritengo, spero, che ci sia un allenamento uguale per tutti, non ci siano dei carichi di lavori uguali per tutti, perché Martic ha 194 centimetri, Stoppa a 1,75 m e non può lavorare allo stesso modo. Se questo fosse mai accaduto è una cosa particolarmente grave. Però a un certo punto, dietro l'allarme dei tanti infortuni, accade Gennaio-febbraio che circa. la dirigenza del Catania mette in atto un protocollo che prevedeva, perché sembrava, dico, che i 3 settori non comunicassero tra di loro, cioè il settore tecnico non comunicava col settore preparatori atletici, il segmento preparatore atletico non comunicava con quello
del gruppo sanitario, il che significava che ciascuno in un certo qual senso non allertava l'altro di eventuali problematiche. Però c'è qualcosa che, ripeto, stasera sono quasi un disco incantato. È l'unica difesa che riesco a dare a Toscano, perché poi per il resto non comprendo tantissime scelte. Però come fa un allenatore che la settimana prima ha una squadra che gioca in un modo, con una forza, con una vigoria, e improvvisamente si ritrova con i parenti poveri di quella squadra della settimana questo, prima? Angelo, dipende dalla preparazione che tu fai alla partita. Probabilmente. E poi Angelo, non si è detto che abbiamo 23 titolari? Cioè se tu in settimana hai visto... No. Stesso modo di dire del calcio, Vabbè, classici. è la mia una provocazione, però voglio dirti, se in settimana qualcuno non è stato brillante per come è stato contro il Monopoli, in teoria hai il sostituto, magari gli dai la panchina inizialmente e lo metti nella seconda parte. Quindi non è una giustificazione per l'allenatore, cioè l'allenatore li vede, è l'unico che rispetto a noi li vede tutti i giorni, li allena, capisce se c'è un calo, se c'è una brillantezza. Però Allora, quindi... no, questa te la voglio proprio dire, Sì, ma come cambiano le dinamiche del calcio. Io mi ricordo 4 settimane fa, 3 settimane fa, quello che stava accadendo a Salerno. A Salerno c'era un direttore sportivo contestato, un allenatore che aveva soltanto allenato tra i monti e le pecore, e tutta una squadra sottodimensionata. Angelo, il risultato è quello che conta. L'allenatore è diventato il miglior allenatore, Donnarumma è il migliore portiere. Questo non ci siamo capiti. Guarda che non più tardi di 7 giorni fa noi non avevamo bisogno di nessun acquisto da fare. La squadra era perfetta, vinceva tutte le partite, segnava una valanga di gol. Però, sono Angelo, passati non più di 7 giorni però e ci qua sono io due sento fatti. parlare già di determinate Però cose. perdonami, ci sono due calcio che Caturano non ha messo piede in campo a Cosenza, anzi non è stato a voi si è infortunato, ci sono due fatti importanti. Allora ragazzi, vi chiedo di fare un po' di... Angelo, devo andare alla pubblicità. Dico anche Marco si è infortunato. E questo volevamo Ma non vale evitare. l'infortunio di Alonso. Ma andiamo alla pubblicità, ci rivediamo fra poco e poi ci sono un po' di video che vorrei vedere e dei messaggi che vorrei fare leggere alla nostra Giulia che insomma preme e Cartellino giallo perché hai ben 6 minuti di ritardo rispetto a quando dovevi mandare la pubblicità. Allora, a dopo, fra pochissimo. I messaggi, priorità ai messaggi. I messaggi. Agatino. Giulia, una raccomandazione, non fare domande perché altrimenti qui i nostri telespettatori sono curiosi. Ok, allora Agatino, quel poco che capisco di calcio, per me Toscano gioca alla Maldini, palla lunga e pedalare. Mi spiace, ma così però non si va da nessuna parte. Buonasera, oltre che un problema tecnico è stato palesemente un problema di approccio, perché in una settimana una squadra non può smettere di correre. Buonasera, eccola la domanda a Vagliasindi. Con l'infortunio di Martic potrebbe essere reintegrato De Rose e spostare all'occorrenza Quaini in difesa? Grazie, Forza Catania. Ma o De Rose o Luperini potrebbero essere delle soluzioni, però non ho riscontri nell'immediato. Proprio Luperini al posto di Martic non lo vedo proprio. No, dico numericamente, numericamente. I due fuori rosa in questo momento o non in lista sono De Rose e Luperini. Io reputo di no perché il recente passato ci ha insegnato che i fuori rosa non sono stati richiamati neanche in Celli caso. sì. Celli una volta, però dico in caso di grande emergenza. Non reputo che siano compatibili le vicende di Celli. Vabbè, con ma sarebbe quelle- da Faziano, dico, con hai quelle- un uomo in meno, hai due giocatori che paghi, cioè almeno li metti in lista, dico, per tutte le evenienze. A mercato chiuso, fra l'altro. Vediamo di nuovo ancora qualche messaggio. Buonasera, perché quando c'è da dimostrare che siamo qualcuno non ci riusciamo mai? Si chiede Corrado dalla curva sud. Bella domanda. E poi desidero conoscere se lo staff medico e fisioterapeutico sia stato cambiato. Toscano il cannibale è un dogma, la sua inamovibilità. C'è stata una novità che la direzione sanitaria quest'anno è affidata al dottor Ciampi, quindi una novità da un punto di vista sanitario diciamo esiste. Fisioterapia e staff tecnico, abbiamo detto prima che c'è questo protocollo che chissà per se tutto il girone di ritorno della scorsa stagione è stato doveva essere utilizzato. è stato utilizzato. Sì. Quest'anno non lo so.
L'ultima. Squadra troppo sbilanciata, allenatore troppo spavaldo. Queste formazioni non le puoi fare in un campo come Cosenza. 11 gol fatti, 0 subiti. Troppi complimenti in settimana. Testa bassa e pedalare. Domenico da Catania. È troppo spavaldo? Direi di no, cioè troppo poco spavaldo. Semmai, se proprio mi viene da dire, lo metto tra quelli un po' più conservatori nella partita che ha giocato ieri, perché Jimenez sappiamo che non è che ti dà la stessa spinta che ti dà 15 metri avanti se lo metti lì dietro insieme a Corbari. Sai che metti Se lo metti là dietro devi pensare anche a coprire. sai che metti tra l'altro un giocatore che non è di ruolo, e anche qui torno a riflettere sulle parole che tante volte Carlo mi ha detto, noi dobbiamo utilizzare uomini di ruolo, adattare per forza un giocatore quando hai l'uomo di ruolo in panchina. Adesso non sappiamo le condizioni, ma Di Tacchio ha giocato la partita. L'hai viste le condizioni? Dico. Io ho visto Di Tacchio che sembrava un bronzo di Riace, uno che appena Uno di 36 anni si sa anche gestire, non uno penso che appena sia uno tocchi, sprovveduto. ma anche perché la risposta che ha data, seppur nella grande eleganza e nella grande diplomazia, Io non ha ero a detto, disposizione. non ha detto io avevo mezzo tempo e quindi dovevo risparmiarmi, io sono a disposizione se sono stato convocato. E allora le anomalie della partita nascono ieri, secondo me, dalla lettura della formazione. Partono sicuramente da prima, da un'emergenza che si è verificata e dobbiamo capire perché, se è un caso sporadico, se è la prima di una piccola serie che va ovviamente interrotta, se è soltanto un episodio, una fatalità, e soprattutto poi Angelo, fra smentire. 10 giorni c'è una verifica perché ci sarà la trasferta di Trapani infrasettimanale contro quella che attualmente è la capolista, potenziale diciamo, capolista potenziale. Ma Alessandro, quindi tu che sei tutto il banco di prova ce l'hai tu che sei tutto a breve del scadenza. Catania, ma Caturano quando è che torna in campo? Perché c'è così questo atteggiamento? Allora Patanè, questo vediamo se ha atteggiamento. la palla. Non credo che sia disponibile per E la partita di allora sabato. Forse neanche per Trapani. Vorremmo comprendere che cosa sta succedendo, perché poi vedi, le omissioni hanno le gambe corte, cioè le bugie hanno le gambe corte. Poi che mi verrà detta che si tratta di una contrattura che dura 3-4 settimane, direi ragazzi, capperi, una gran contrattura. No, mi sembra più uno stiramento che dura questi giorni, poi magari non è così. La contrattura non dura 3-4 settimane. Allora, se abbiamo già, dura 2-3 giorni. E allora chiariamo, spieghiamo, diciamo le cose, ma perché tutti insieme, in un certo qual senso, possiamo trovare una soluzione, un rimedio. Non possiamo parlare per ipotesi e soprattutto sottacere determinate verità, perché poi diventa indisponente e tutta quell'energia che questa città continuerà a dare a questa squadra, perché non è capitato niente. Patanè, sta finendo la trasmissione. Addio. No, perché voglio dire, È passato. No. è finito. Andiamo a vedere qualche altra. Però non mi ha risposto su Caturano, capito? No, ti ho detto che col Sorrento per me non ci Ha sarà. detto che non è una contrattura, perché la contrattura si esaurisce 2 o 3 facciamo in giorni. una settimana, dai. Esatto. Ed è Vogliamo una cosa abbondare. che è insorta prima della partita col Monopoli, quindi ha voglia che sia una esatto. contrattura Esatto, già era basta. smaltita. Allora, un paio di episodi, non tutti, perché altrimenti non Sì. riusciamo a smaltirli. Diciamo Vediamo il gol del 2-0 del Cosenza. il gol del 2-0 e il gol del 3-1 sono Sì. diciamo emblematici. Vediamo quello del 2-0 intanto. Sì, il gol del 2-0 ci dà l'idea. No, questo è il gol del 3-1. Questo è il 3-1, Vabbè, vediamo, lo vediamo lo stesso. Tutto nasce da un calcio d'angolo per il Catania, poi si scontrano fortuitamente Donnarumma e Corbari e Quan ha la strada spianata verso la porta. Chiaramente qui ci sono una miriade di errori, marcatura preventiva. Il giocatore che contrasta quando... Questo è il gol del 2-0. È Donnarumma l'ultimo che cerca di L'ultimo che contrastare. c'è, Sì. che Qui c'è- viaggia a una velocità totalmente diversa rispetto a quella di 7 giorni Assolutamente sì. prima. Esattamente. È stato anche fortunato perché gli dà una spinta sul palla che sarebbe stato calcio di rigore Ed espulsione. perché Lo non è un rivediamo, fallo guarda, genuino. quello è Quan e quello è Donnarumma. Proprio non riesce Se lui neanche cade qua, ad avvicinarlo. Se lui cade qua, dà calcio di rigore ed espulsione perché è una spinta, perché spinte e trattenute nell'area di rigore diventano espulsione, mentre il fallo alla ricerca del pallone, in scivolato o quant'altro si derubrica in giallo. Questa sarebbe stata espulsione. Quindi oltre
come si dice, la Tra l'altro, Guardate l'altro giocatore del Cosenza, peraltro, cioè 2 giocatori del Cosenza pronti che sono più reattivi di 4 giocatori del Catania che arrancano. 2 episodi che riguardano però un po' la sfortuna del Catania, vogliamo segnalarli? Sì, Dai. no, volevo un attimo tornare sul gol del 2-0 per Sì. sottolineare come 2-0. al momento, sì, il gol del 2-0 che poco fa la regia ci ha proposto, quello di Florenzi, per sottolineare come Florenzi abbia potuto calciare completamente indisturbato, Totalmente. senza la pressione di chi che sia, anche questo ci dà la fotografia Ma del probabilmente- grande. Allora io guardando da dietro in presa diretta, Non ieri c'è quando deviazione. guardavamo no, al di là della deviazione, secondo me lui fa quel mezzo passo a sinistra perché secondo me lui pensa che la calci in alto nell'angolo su a sinistra, E quindi pensa che non la c'è piazza, invece la tira dritto per dritto. Eh. Se la guardate da dietro, Sì. Ghini fa un mezzo passo a sinistra come se volesse anticipare un tiro sul set alla sua sinistra e invece la tira dritto per dritto. Però, e lui fa quel contromovimento però da dietro purtroppo e si questo è vede un bene. errore di Dini, c'è poco Allora, da dire. vediamo le 2 traverse Sì. colpite dal Catania ieri, Sul prima quella di 3-1 Forte e poi quella di Tacchio. all'85esimo, sul 3-1 c'è la traversa, no, questa è la traversa di Tacchio fa al niente. 97esimo, conclusione quasi perfetta. uno che ha questo tiro, questa Sì. energia, mi fa strano che non sia stato messo in campo da subito. Ce n'è un'altra Poi, traversa, se hai 45 quella minuti eccola, Forte, eccola dopo- qui, che dopo ha di fatto cambio. tutto bene, Sì. tranne il tiro però. Qua secondo me la doveva piazzare anziché cercare proprio la potenza Però sai, tout court. la sovrapposizione, il raddoppio del difensore lo portano a liberarsi del pallone il prima possibile, perché lo dice il secondo che stringe, accorcia subito e quindi deve anticipare il tiro. Non ha avuto se non avesse avuto l'altro difensore, forse la giocata che dici te l'avrebbe fatta. Allora, ci fermiamo, ci dobbiamo Dai. fermare, così recuperiamo e così Micano mi fa il cartellino, il secondo cartellino giallo. Ci siamo quasi, Ci che siamo 2 minuti quasi. di ritardo. Al rientro Pagelle. Al rientro delle pagelle, a dopo, restate con noi. Ripartiamo dalle pagelle e in questo caso ripartiamo dal migliore. E andiamo a vedere chi è stato il migliore del match. Gabriel Antonio Lunetta con voto 6,5. L'unico sintonizzato sulle frequenze di un match sporco e rude, come ampiamente annunciato. Peccato che abbia soltanto 30 minuti a disposizione per ribellarsi ad un verdetto quasi scritto. Appena 2 minuti dopo dal suo ingresso trova un brillante spunto per battere Vettorel ed alimentare un'illusoria speranza. Al minuto 74 taglia in 2 la difesa avversaria e da sinistra disegna in aria un assist per Casasola, che però perde l'attimo propizio. Per condizione fisica e mentale è quello che sta meglio di tutti. E questo E questo è è una stato delle il migliore. contraddizioni della partita di ieri di Toscano, perché mette in campo d'ausilio che non è al 100%. Intanto la regia ci fa vedere il campetto con i voti sì. di tutta la È squadra. Sì, una non delle sono dei bei contraddizioni voti, in perché realtà. non mette in campo il giocatore che è più in forma, perché d'ausilio ovviamente non è ancora al 100% della condizione e si è visto, e lascia in campo, lascia dietro Io ho la sensazione che lui volesse sostituire, in qualche modo credo che lui pensa che Forte non è in grado di fare 90 minuti e per lui il sostituto naturale che lui ha Diventa in questo allora. momento in panchina diventa Lunetta. Allora in quel caso prova prima a mettere Stoppa, che comunque è un altro tipo di attaccante. Siccome ieri non ne azzeccava uno, manco se succedeva non sa che cosa, non l'ha azzeccata neanche questa. Possiamo vedere i voti di tutta la squadra con il campetto delle pagelle? Vediamo i voti di tutta la squadra. Ok, e iniziamo dall'allenatore toscano con voto 4. In realtà non è l'unico perché c'è una sfilza di 4 per Dini, 4,5 per Gherardi, 4 per Di Gennaro per Martic che prende il suo posto e 4 anche per Pieraccini, 4,5 Casasola, 4 per Jimenez, 6 di Tacchio che prende il suo posto, 4 per Corbari, 4 Donnarumma, 4 D'Ausilio, 5,5 Stoppa che prende il suo posto, 4,5 Cicerelli, 6,5 Lunetta e 5 invece per Forte. Quindi praticamente tutti bocciati, rimandati. Sì, tutti rimandati. Reputo che sia il minimo sindacale che Alessandro Che cosa vorresti poteva salvare fare da dopo quella una partita. Cioè, come si fa a dare un Ridacchio voto e più- Lunetta puoi salvare. Ridacchio e Lunetta però che hanno comunque il fatto di aver giocato soltanto pochi minuti. quindi- Le condizioni ambientali di ieri erano le condizioni ottimali per andare a confrontarsi Non con la c'era squadra. nessuno allo stadio. Quando abbiamo guardato il calendario del campionato,
proprio per non doverci raccontare poi le cose in maniera diversa. No, lo vediamo anche con l'aiuto della regia. Nel frattempo la regia ci fa vedere il calendario, così guardiamo circostanziamo meglio il tuo le ragionamento. prime 5 partite di questa squadra in fondo è un calendario che ci aiuta, è un calendario che ci mette nelle è vero che è un calendario complicato. Allora facciamo leggere Esatto, alla nostra leggiamo il calendario. Così poi lo commentiamo. Sì, ecco il calendario del Catania. Si parte sabato 20 settembre alle 17:30 con la sfida casalinga contro il Sorrento. Poi mercoledì 24 settembre alle 20:30 trasferta a Trapani. Domenica 28 settembre alle 17:30 il Catania sarà ospite dell'Audace Cerignola. Infine domenica 5 ottobre alle 14:30 ancora al Massimino per il derby contro il Siracusa. Io non so se si fanno Tra il 20 e il 28 settembre insomma c'è un trittico di partite che ci dirà anche a livello, qualcosa in più. anche a livello logistico, comunque spostarsi da ovest verso est in 3 giorni, perché qui parliamo che andiamo a Trapani e 3 giorni dopo si è a Cerignola. Cioè, anche a livello di recupero fisico, viaggi e quant'altro, non è un aspetto da non sottovalutare. Trapani non è dietro l'angolo, cioè, arrivare a Trapani non è un viaggio da poco, no. non, Cioè, non è perché Trapani è in poi. Sicilia, ma si parla di, esatto, devi poi di 300 rotti chilometri e devi andare a prendere poi direttamente l'autostrada che ti porti verso Cerignola, perché non è il tempo di rifiatare. Dico, ma la fai in notturna peraltro Trapani, la partita Trapani quindi significa è in notturna, quindi tutto spostato in avanti. Spostato, e allora con partita a Cerignola e quindi questo secondo me è un banco di prova cruciale che ci dirà qual è il livello di questa squadra. Io volevo, a proposito del calendario, a proposito delle partite che sono già state programmate per, diciamo, il Catania sino al prossimo 29 novembre, il Catania giocherà nelle prossime 8 le giocherà a partire dall'ottava giornata alle 14:30. Un segnale importante questo per l'attenzione che c'è per il Catania da parte soprattutto per mangiare prima, anche per i tifosi. Non è questo il problema, diciamo che il Catania a quell'ora viene piazzato nei palinsesti nelle TV che hanno, diciamo, la possibilità di trasmettere tutte le partite in primissima fascia nel pomeriggio. Quindi significa che puntano tantissimo sul Catania da questo punto di vista, perché a quell'ora non c'è la scelta sulla Serie A, ma c'è la scelta, diciamo, sul Catania, Angelo, che diventa trainante da questo punto di vista. Mi rode una domanda. Però 8 su 9 sono alle 14:30. Mi rode una domanda. Ma c'è soltanto una notturna che è Casertana Cavese alle 20. Che è un anticipo, si gioca di venerdì. Tutte le altre alle 14:30. Questa è una bella partita. Ma anche questo, essendo comunque un anticipo, ha il suo interesse televisivo, perché stiamo parlando di una gara che si gioca di venerdì sera in anticipo rispetto alla giornata, che ha la sua valenza in fatto di visibilità. E quindi insomma evidenziamo questo fatto. Tornando posso invece, chiederti una cosa? Tu, ma tutto secondo quello te che il vuoi. Catania, la società Catania Calcio, l'ha fatto un tabellino di marce? Perché io tra le... sì che l'aveva fatto. L'ho fatta a Gagliano, mica l'ho fatta a te, lo so che tu mi rispondi sì. Ma tabellino di marcia rispetto a che cosa? Le prime 4 giornate 10 punti. Ah, vabbè. L'ha fatta il Trapani, 10 punti nelle prime 4 giornate. L'ha fatta il Trapani, il che significa che un tabellino di marcia... Perché lei ne ha fatti 9. Quindi diciamo che un punto sotto non sarà così grave. Questa sconfitta ti offusca quello che di buono hai fatto nelle prime 3 partite. Senz'altro. Per la portata della sconfitta, non che a Cosenza non puoi perdere. Certo. Puoi perdere, ma perdi? non così, con questa prestazione. Era la domanda che volevo fare. E reputo che questo tabellino di marcia adesso non subirà tanti se e tanti ma, guardando il fatto che siamo a Trapani, è notturna, poi dobbiamo prenderci il caravanserraglio. Quando giochi 38 partite e vuoi vincere il campionato, ne devi vincere quante più possibili reputo che su tante latitudini le chiacchiere stiano a 0, i risultati stiano a 1000 e l'attenzione quest'anno, a differenza dell'anno scorso, è un'attenzione più centrata, perché se la società ha messo in campo anche direttori generali, ha messo in campo soldi e risorse importanti, è normale che la lente di ingrandimento non può avere soltanto i 2 ingrandimenti, ma quest'anno si va vicino al microscopio. Io non so se vi ricordate, lunedì ho fatto una notazione, ho detto un fatto normale, il Catania ha battuto Foggia, Cavese e Monopoli, un fatto importante è come le ha battute, il modo in cui le ha battute. Oggi ti dico, un fatto normale, apparentemente perdere a Cosenza,
un fatto inquietante è aver perso in questo modo. Però va anche detto, a prescindere da tutto, in un campionato ci sono degli scivoloni, ci sono delle partite che magari non le interpreti bene. Speriamo che questa sia, non dico un unicum, ma una delle Angelo, quelle se poche vuoi vincere occasioni. il campionato, primo, Alessandro, non si possono vincere non tutte puoi e 38. sbagliare neanche le virgole. Punto. Sì, E ma con questo- l'anno scorso l'Avellino, che poi è andato in Serie A, L'anno scorso la storia- ha fatto un inizio di stagione che era veramente, che è stato terribile. Terrificante. Ha fatto 12 vittorie di seguito. Capito? Cioè, quindi voglio Però ha dire, non cambiato. esiste una tabella di L'Avellino ha marcia cambiato poi. a cui si riferiva Angelo. Dopo 4-5 partite ha Però il cambiato. campionato è diverso. Il campionato nel è molto senso che diverso quest'anno. Questo è quest'anno i pretendenti al trono sono tanti e sono soprattutto, ci sono due squadre che sono realmente forti, perché il Benevento, onestamente, io ho visto giocare 3-4 volte, è una squadra abbastanza forte, però noi confidiamo sempre in Auteri, insomma confidiamo Esatto. sempre in qualcosa. L'unica Le squadre di Auteri valore che aggiunto. mollano a gennaio. Esatto, Poi valore abbiamo aggiunto. sempre qualche Speriamo non sia speranza. Floridia, l'abbiamo Già una partita l'ha persa il Benevento, non ce per l'abbiamo altro. male. La Salernitana è un'altra brutta bestia, a questa aggiungiamo sempre la classica sorpresa che c'è comunque nel campionato. Non Può essere dimenticate che il il Cosenza Crotone, risalga ora, non dimenticate il Crotone e Cosenza che comunque sono Può essere sempre... che il Cosenza si sia lanciato con la vittoria di però ieri. il Cosenza, Potrebbe anche essere. cioè, i 4 gol li ha segnati contro un Catania derelitto, perché in attacco ha vistosi problemi. Però vistosi problemi. Florenzi Mazzocchi Sono sono due due giocatori. ottimi giocatori. Stiamo non comunque lo so, 7/11 se non sbaglio, avevano fatto la Serie B l'anno scorso. Sì, ieri la squadra- perdonami, quindi il diciamo Trapani, che Il Trapani, Trapani, che 10 cos'è? punti ha rullato avversari quindi diciamo che su c'erano avversari, 5-6 squadre, possiamo dire che sono 6 squadre che puntano alla vittoria È proprio. diverso rispetto all'anno Non è scorso, noi cambiato avevamo l'anno il scorso. Cerignola, non è Esatto. che c'era un'altra È situazione, un'altra storia questa. è un'altra storia Allora, completamente diversa. Quindi non puoi sbagliare le virgole. Ricordiamo Un che minuto, si è interrotta la serie delle vittorie consecutive in 7. trasferta, che si è fermata a 7. Sì. che Del durava Catania, che la durava stagione. dalla partita di scorsa Monopoli, stagione. dalla partita di Monopoli. Sì. Allora vorrei sentire per un minuto messaggi, poi ci fermiamo e abbiamo l'ultimo quarto d'ora, l'ultimo Dobbiamo segmento. parlare del Sorrento. Parliamo del Sorrento, certamente. Giulia. Ignaccio 50, buonasera a tutti voi, in particolare al dottor Micale. Sono più che convinto che ha sbagliato la partita l'allenatore, forse preso dalla sua regionalista è andato un po' in confusione. Ci risiamo, l'anno scorso si esaltava Di Gennaro e la partita successiva commette la papera e fa segnare il Latina. Quest'anno è stato Eccoci. Dini invece. È arrivata. Io non capisco perché Toscano non riesce a cambiare mai modulo, soprattutto nel reparto difensivo. Vorrei chiedere a Velotto come mai il giocatore ammonito si è infortunato al ginocchio, significa che ha avuto comunque un contrasto con Cicerelli, quindi l'ammonizione ci può anche stare. Parla di Dametto nel primo tempo. Sì. Vabbè, ma non è Ma che il gioco del calcio è un gioco di contatto, quindi il contatto non significa sempre fallo. Grande Micale ha fotografato la disfatta del Catania. Piedi per terra ed umiltà, non eravamo campione prima e non siamo scarsi ora, sconfitta che servirà a tutti, da Antonio. Dico la mia, non vorrei che i fantasmi riemergono, l'allenatore quest'anno non ha più scuse, se no si dimetta. Rosario da Catania. Scusate, ma la Lega può autorizzare a giocare in un campo del genere? Se il pallone rimbalza si può giocare. Allora, il campo, noi ci eravamo andati, come al solito facciamo un sopralluogo prima, si capiva che era brutto, ma non così brutto da come si vedeva da sopra. In realtà il terreno di gioco era un pessimo terreno di gioco, ma lo era anche per il Cosenza. Ma tu hai visto la partita Salernitana era 3 volte peggio. molto ne peggio. abbiamo Senza visti, Salernitana era osceno. ne abbiamo visti davvero di peggio, quindi sembrava, era più brutto a vedersi che a giocarsi a calcio. Tra l'altro, sul confronto che prima faceva Micale, la Salernitana a Cosenza perdeva 1-0, ha ribaltato e ha vinto 2-1. Dico, bisogna anche fiutare le Senza i situazioni. 4 innesti dell'ultima giornata di Esatto. mercato. Capito? Però ogni partita ha una storia a sé stante, non si possono fare paragoni diciamo No, voglio dire, la trasversali da questo forza punto di una vista. grande squadra è quella di saper ottimizzare anche le giornate di scarsa vendita. Se guardiamo le partite, non stiamo parlando della Salernitana, però se analizziamo le partite della Salernitana sono state tutte partite in rimonta e sudate, quindi Sì, sì. Ma la Salernitana Tranne ha- quella col ha Siracusa problemi, che ha vinto la Salernitana 1-0. ancora. Ma vabbè, giustamente. ma non è che l'ha strameritata quella partita. O 2-1, forse ha vinto 2-1. Ci fermiamo qui, Giulia. Ci fermiamo qui. Ci fermiamo perché dopo dobbiamo parlare del Sorrento. Sì. Quindi, fra poco l'ultimo segmento e qui Ci sarà praticamente una degustazione in limoncello di Sorrento. anche
compresa, tutto compreso. A fra poco, restate con noi. Giulia, ripartiamo ancora da te, ancora qualche messaggio E io prima di parlare del Sorrento. riparto da Luca che scrive: nelle prossime settimane vedremo se è stato un incidente di percorso oppure ci sono fratture che non erano saltate ancora fuori. 3-4 settimane e sapremo se riprendiamo la corsa o avremo un bis degli anni passati e speriamo di no, esattamente. Troppo lenti, ma perché? Ha ragione Michele. Buonasera a tutti da Cristian da Siracusa, siamo ottimisti, da domenica si vince di nuovo, forza Catania, un saluto a tutti e a Giulia, grazie, ciao. Belli tutti i discorsi, ma partita dopo partita bisogna analizzare l'avversario e formulare le contromosse giuste, mai intestardirsi con lo stesso modulo, in questo caso un difensore in più poteva servire forse. Abbiamo parlato proprio di Boucher che ha plasmato la squadra, l'ha fatta già la settimana prima, ha rimodulato, l'ha ridisegnata su misura per il Catania. Poi, anzi, non solo l'ha ridisegnata, l'ha cambiata 2 volte, perché da una difesa a 3 è passato la settimana successiva a una difesa a 4, ma mantenendo comunque un asset di gioco che prevedeva 2 giocatori più avanzati, uno alle spalle, invece stavolta va a fare blindare il centrocampo, mette 4 la linea difensiva, ha tolto e poi Ferrara, ha messo Dorazio a sinistra che è un giocatore esatto, di grande spinta, e ha dato spazio dal primo minuto a Ricciardi che ha fatto la spola tra centrocampo Vorrei e attacco. dire che Gagliano si sta innervosendo, Sì. perché noi non stiamo parlando del Sorrento. No, ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando, però prima devo leggere un messaggio io per vai. Michele, ce l'ho qui davanti. Sì, l'ho letto. Memoria storica ti definiscono del Catania. Ti ricordi nel 1979 un Campobasso Catania finito 4-1 e da lì poi cominciò la rimonta del Catania? Verissimo, verissimo, assolutamente vero. Mi ricordo perfettamente di questa. Lo scriverò bene. Tra l'altro fu una sconfitta pesantissima, e invece da lì effettivamente partì poi una mezza rivoluzione che poi cambiò completamente il campionato. Era il Catania di Piga di Borghi. Era il campionato di Piga e di Borghi, era una bella squadra sicuramente, una squadra abbastanza forte per l'epoca, sicuramente sì. Allora, parliamo ora del Sorrento, che ne dite? Sì, Allora, inizierei con una foto, cominciamo con una foto prima, dai, la vediamo, lo chiediamo alla regia. perché l'allenatore del Sorrento si Non è il chiama... prossimo avversario. No. C'è una fotografia. C'è una fotografia Dovremmo avere una che abbiamo fotografia. acquisito. No, non lo so se l'abbiamo acquisita. Sì, Ci dovrebbe essere la fotografia. Sì, ho parlato con la regia e so che è stata acquisita. Vediamo se spunta questa fotografia. E ci documenta, insomma... No, non c'è. Non c'è, ok. Non c'è, basta. Vabbè, la vedremo rimandiamo dopo, casomai, a miglior sì. occasione. Vabbè, la prossima settimana. Vediamo la scheda del Sorrento. La scheda del Sorrento, il prossimo avversario. se l'è mangiato la fotografia. La fotografia ora Non è male questa, però. è andata lì e ha detto passo io. Allora c'era È stato uno scherzo, uno scherzo. Quel signore con la maglia gialla si chiama Velotto Massimiliano, e quel signore di spalle è quello che sabato allenerà il Sorrento, Mirko Conte. La partita è Arezzo-Cesena del campionato di Serie B. 2006-2007 allenatore dell'Arezzo Antonio Conte. Wow. E Mirko Conte era il capitano dell'Arezzo di Quello è un Antonio rosso, Conte. che è un rosso. Sì, è rossiccio. No, dico Però no, c'è è il un cartellino. cartellino rosso, diciamo. Ah, è un rosso. anche Rosso. il cartellino. A rosso. chi? A chi? Ce l'hai in mano tutte e due, però quello che... Ricordo che allontanai in quella partita Ma lì, era doppio allontanai- giallo, quindi? No, Perché c'avevi il giallo sì, e era il doppio rosso. giallo, Ah, sì, ok. sì, sì. Infatti c'è il giallo. Sì. Quindi il signor Mirko Conte, che è l'allenatore del Sorrento, ci introduce sulla scheda appunto del prossimo avversario del Catania. Ricordiamo la partita sarà sabato alle 17:30 allo stadio Angelo Massimino. Vediamo se E abbiamo noi il saremo in supporto diretta in con diretta grafica. stadio a partire dalle 17, lo ricordiamo. Sì, la ruolina di marcia del Sorrento finora racconta insomma, un bottino avaro con 2 sconfitte, anzi 3 sconfitte, una a Foggia, una in casa col Trapani e una a Salerno, anche se nei minuti di recupero il Sorrento ha sbagliato il rigore del possibile 2-2. 2 i marcatori in queste 4 partite, Dursi e Sabatani, entrambi attaccanti. La formazione che ha schierato ieri all'Arechi il Sorrento è un 3-5-2 con il portiere che è a Raser, i 3 difensori abbastanza esperti di Somma che è un ex del Potenza, Fusco e Carillo, poi a centrocampo gli uomini di spicco sono Franco che è il regista che ieri ha fatto una gran bella partita, e poi Cangianiello e Piras che sono 2
interni che comunque hanno anche attitudine a giocare in fascia. Crecco è un ex Latina, un mancino, scuola Lazio, scuola giovanile della Lazio. In avanti ieri appunto ha schierato D'Ursi e Sabatani, anche se c'era in ballottaggio Plescia al posto di Sabatani. Questo è il gol che ha portato in vantaggio ieri il Sorrento a Salerno, e lo segna Sabatani con la difesa della Salernitana tagliata in due dal passaggio di Piras. Ecco qui, guardate Piras Un che tacco a smarcarsi. sì, poi Quirini della Salernitana scivola e Sabatani infila Donnarumma. La Salernitana ha Però avuto... vi prego di osservare, come dicevo prima, quali sono le immagini che arrivano dalla Reghi di Salerno. Sì, c'erano 12.000 spettatori. Cioè, immagini praticamente Anche come da tutti gli produzione angoli, da televisiva. tutti gli angoli Sì. del campo. E Il quindi... Sorrento ha avuto l'occasione anche per raddoppiare. Qui l'uscita di Donnarumma è provvidenziale perché chiude lo specchio della porta di nuovo a Si prende Sabatani. la palma del migliore in campo Donnarumma, Sì, perché poi para anche il rigore, para anche il quindi rigore. senza dubbio. E questa è un'altra di quelle scommesse vinte da Faggiano, diciamolo. perché Al momento questa, sì. Questa è la squadra voluta da Faggiano. Al momento sì, Questa è una anche squadra... Adamonis sembrava forte all'inizio esatto. dell'anno scorso, poi beh, insomma successe qualcos'altro. Vabbè, lo vedremo nello sviluppo della stagione. Qui invece la Salernitana, che grazie anche ai cambi effettuati da Raffaele modifica risorge. un po' l'assetto. Qui c'è un gol annullato a Quirini su revisione della Qua c'è un'immagine da 16 metri e si vede che è fuori gioco. sì. Vedete, loro stanno Ma è in fuorigioco, No, ma c'è proprio anche nella linea diretta. è Tascone in fuorigioco che è Sì, avanti sul cross, ai due sul colpo di difensori. testa è fuori gioco. Sì, ma infatti, io Vedete, qua, vedete, guardate qui è chiaro. Tascone Eccolo qua, che è vedi. più avanti Qua il difensore del possiamo dire che è Sorrento. fuori gioco. Sì. Qua E si può Quirini che certificare. realizza, ma appunto poi viene annullata la rete. Qui c'è un'altra occasione per la Salernitana con la conclusione a botta sicura di Varone e la respinta fortuita Colpisce alle della spalle. retroguardia del Sorrento. Ancora un tentativo di Knezovic su punizione che colpisce in pieno la traversa. Qui già l'effetto dei cambi, Raffaele che ha fatto entrare De Boer, ha fatto entrare Ferrari, Knezovic. ha fatto entrare Knezovic, sì, ha rivoluzionato l'assetto. E qui c'è il gol di Roberto Inglese al 70°. L'anno scorso tra l'altro contro il Sorrento realizzò una tripletta Inglese, quindi evidentemente è una vittima È il quinto gol, perché gli ha segnato anche in Coppa in Coppa Italia. Italia. In Coppa Italia quest'anno con la Salernitana, Sì, nella sì, partita di Coppa Italia l'anno Serie scorso C. tripletta fece la col prima di Catania, ritorno. sì. E qui la partita cambia inevitabilmente perché la Salernitana a questo punto ci crede. C'è questa azione ancora della squadra granata con la respinta di Arraser e tra poco arriverà il gol del 2-1 con questa azione che si sviluppa sulla sinistra. Villa, ex Padova, che calcia di destro all'interno dell'area, e il tuffo di Capomaggio che batte Arraser. È una conclusione assolutamente imparabile da parte di Galo Capomaggio, che poi riceve l'abbraccio dei suoi compagni di squadra. Comunque, Guardate Villa, la difesa del Sorrento rivedibile molto. sicuramente. Vabbè, ma anche in altre partite comunque Sì. ha E denotato questi problemi. E qui c'è prima una chance dall'interno dell'area di rigore che poi porta a questa conclusione dal limite respinta da Donnarumma, E poi la e tra revisione. poco Si vedrete vedrà sugli il sviluppi calcio di di un rigore, corner c'è un fallo di mano su questo colpo di testa tentato dal giocatore del Sorrento. C'è una mano aperta del difensore della Salernitana, la panchina del Sorrento si gioca la card e in effetti ha ragione, perché il fallo di mano c'è tutto e l'arbitro assegna il calcio di rigore. Guardate, la revisione è molto veloce, non ci sono state particolari esitazioni e quindi il calcio di rigore. Esultano i giocatori del Sorrento non sapendo che da qui a breve invece Donnarumma stoppa Santini con questa parata che chiude Con tutto il sostanzialmente. rispetto per Donnarumma, però insomma quello calcio di rigore che Un po' troppo centrale, dai. no, leggermente, non un po' troppo, leggermente centrale. Quindi Salernitana di fatto a punteggio pieno, ha una partita in meno che recupererà dopodomani contro l'Atalanta Under 23, sempre alla Rechi, e quindi No, a cominciamo a Bergamo giocano. giocare no, Fuori casa giocano. si giocano a Sì, Salerno. si giocano fuori casa. Io ricordavo a Salerno, sai, però vabbè. Adesso Allora, abbiamo Ora lo dei- controlliamo. Magari Allora- andiamo su qualche altro dettaglio da Sì. parte di quello che rileva da casa Sì, il, no, nostro, no. il nostro pubblico. questo è il prossimo questo è il turno. non c'entra con la partita Io reputo che sia in casa. E io credo che sia a memoria,
a Io credo memoria che in sia casa. Tanto Allora, è un vero paio, che- un paio di messaggi e andiamo a chiudere la trasmissione con Giulia. È in casa, io ricordo che Con in questa casa. media 9 punti ogni 4 partite è Serie B matematica, perché poi sono 85 punti. Mantova-Catania 3-0 e poi puntini, Non è puntini, sbagliato. puntini. Buonasera, quest'anno la società non ha nulla da farsi perdonare, sta a Toscano darle un gioco e non ha più scuse. Forza Catania, Gianni da Catania. Giocare con una difesa a 3 con 3 centrali lentissimi non si può. Poi c'è anche chi scrive, in particolare Biagio 46, criticare Toscano e da incompetenti, qualche defezione illustre ci ha fatto tornare coi piedi per terra. Concordo con Vagliasindi sulla cura dei dettagli. Buonasera, ieri il Catania non ha giocato come nelle ultime 3 partite, un Catania meno aggressivo e meno brillante. Raffaele 88. Il vero problema del Catania è il gioco che non c'è. Complimenti a Giulia e alla trasmissione per la competenza, grazie. La verità è, secondo me, è una: perdere ci sta tutta la vita, ma almeno giocando non così. Detto questo, speriamo sia stata solo una giornata no e avanti tutta gli occhi. Michele, sempre bello vederli in studio e un saluto a tutti da Anna. L'ultimo. Non ci sono bello, cattivi, zero. vi lascio con questa frase: non ci sono cattivi reggimenti, ma solo colonnelli incapaci. Napoleone Bonaparte. Oh, la citazione di Napoleone Bonaparte Esatto. per Quindi chiudere questa dovevamo sera. aggiornare il discorso su Salernitana, Atalanta Under 23, si gioca alla Recchia. Sì, sì, la Recchia. Allora, ci fermiamo Il qui. che significa Che significa Catania, che ci che ci sono secondi e dobbiamo chiudere. 14.000 persone, il che significa che Che sono possibilmente- galvanizzati da una onda lunga di un entusiasmo importante. Poi lo scivolone può capitare a chiunque, come è capitato al Catania, ma guardate che qui qualche squadra rischia di mettersi in fuga e dobbiamo stare attenti. Vabbè, andiamoci adesso con calma, ancora sarà la quarta giornata, entro la quarta giornata. perché- Ricordiamoci che a ottobre ci saranno di seguito al Massimino Catania Salernitana e Catania Benevento. Allora, Sono 2 partite così. tanto per. Tanto Ok. per. Allora, grazie a Giulia. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Grazie ad Angelo Micale che si distrae, anche lui Sì, si no, distrae. stavamo parlando di Salernitana e Benevento, parlavamo del fatto che sono consecutive, ma il problema sarà al ritorno che sono tutte e 2 in trasferta Esatto. consecutive. Si devono giocare tutte le partite. Grazie a Max. Grazie a voi. Grazie. Alessandro, buona serata anche Alla a te. prossima. Buona serata, Angelo, grazie Ciao a voi. Angelo. Ciao, ci vediamo domenica. ci vediamo- Vi no, ricordo sa- gli appuntamenti, ci stai vediamo fermo lì. sabato. Ci vediamo sabato. Un attimo, sì, ci vediamo sabato, ma prima un attimo. Mi Volevo vuoi- dire che venerdì c'è preview con Marco Carli. Che No, noi... c'è la differita ora. Aspetta, ci arriviamo. Sabato, come dice Patanè, correttamente dalle 17 c'è diretta stadio per Catania Sorrento. Adesso c'è la differita integrale, vi rivedete questa partita commentata da Per Angelo facciamoci del Patanè male. con Carlo Breve. A Facciamoci- tutti, a voi una buona serata. E braciole per tutti. No, ci vediamo lunedì prossimo con Corner. Buona serata.